Subito con qualche annotazione biografica, anche se il professor Cassese di per sé non avrebbe bisogno di presentazioni. Mi piace però ricordare che è professore alla School of Government della LUISS e alla Cattolica Global Law School di Lisbona. È stato professore in diverse università italiane, tra le quali ricordo quelle di Roma e la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha inoltre insegnato alla Law School della New York University e al Master of Public Affairs dell'Institut d'études politiques di Parigi. Sappiamo che è stato poi ministro della funzione pubblica nel governo Ciampi, giudice della Corte Costituzionale, ha conseguito il titolo di dottore honoris causa in molte e prestigiosissime università italiane e straniere. La sua produzione scientifica è imponente sia dal punto di vista quantitativo che soprattutto qualitativo. Però direi che al di là di tutti i suoi titoli formali, che sono innumerevoli, sicuramente il professor Cassese è effettivamente un punto di riferimento, direi imprescindibile, per la cultura giuridica italiana, sia quella amministrativistica sia quella costituzionalistica, e lo è per diverse generazioni di studiosi. E inoltre ha interpretato come intellettuale nel corso della sua attività un ruolo importante, cioè quello di veicolare una lettura della realtà e anche concetti non facilmente digeribili ai non addetti ai lavori all'opinione pubblica. Quindi ha svolto dal mio punto di vista una funzione fondamentale di, tra virgolette, educazione della nostra società. E di questo penso che tutti noi possiamo essergli profondamente grati, innanzitutto come cittadini, prima ancora che come studiosi. Quindi per me è davvero un piacere potergli dare il bentornato, come ricordava il magnifico rettore, nella nostra Università di Udine, sebbene solamente in modo virtuale. Il volume che presentiamo oggi, come è già stato ricordato, si intitola Amministrare la nazione, crisi della burocrazia e i suoi rimedi ed è edito dalla Mondadori. È un libro che personalmente, se posso permettermi due brevissime parole introduttive, è piaciuto molto per una serie di ragioni. Innanzitutto perché non si limita a fotografare in maniera piatta quello che è lo stato di salute o non di salute della pubblica amministrazione oggi in Italia, ma contiene una preziosissima analisi di tipo retrospettivo, che ci ricorda come gli studi giuridici, ma non solo, debbano sempre essere radicati nella storia. L'elemento storico, storia dell'amministrazione, storia costituzionale, in questo senso, è fondamentale, perché proprio il rapporto tra amministrazione e Costituzione nel corso del tempo è cambiato tantissimo, è stato a geometrie molto variabili. Un rapporto in cui in un primo momento la componente amministrativa prevaleva su quella costituzionale, per arrivare poi a un momento in cui Costituzione e amministrazione sembrano, diciamo, sovrapporsi, ad un momento che è quello attuale, in cui, come il professore ha scritto in altre sue bellissime opere, l'amministrazione sopravanza la dimensione costituzionale per molti aspetti. Un altro motivo per cui a me è molto piaciuto questo libro è che contiene un'analisi di tipo sistemico. Il professor Cassese infatti ci dice: sì, noi possiamo accanirci contro la pubblica amministrazione, possiamo addossarle tutta una serie di colpe, però stiamo attenti ad un dato. Non tutte queste colpe derivano da deficit strutturali interni alla pubblica amministrazione. Sono, diciamo, delle disfunzioni che derivano da condizioni di contesto. E questo è un altro dato importante, perché noi dobbiamo concepire sempre la pubblica amministrazione non come una monade, come un sistema chiuso in se stesso, ma come un ganglio fondamentale che consente il funzionamento dell'intero sistema. E non è un caso, infatti, che tutte le sue attività intersechino quelle coordinate che noi
ai nostri studenti, un po' per schematizzare, definiamo la forma di Stato e la forma di governo, che sono appunto le coordinate che contraddistinguono, che danno l'identikit di un determinato sistema. La pubblica amministrazione infatti è essenziale nel delineare il rapporto tra Stato apparato e Stato comunità, tra governanti e governati. È essenziale per far sì che l'articolazione della Repubblica in più livelli di governo risulti funzionale anche al mantenimento dell'unità dell'insieme. E poi la pubblica amministrazione ovviamente ha anche un rapporto, nell'ambito della forma di governo, con i tre poteri dello Stato. E il professor Cassese infatti ci ha messo in evidenza molto bene nel suo libro alcuni aspetti critici di questo rapporto, che vanno appunto da una invadenza, da una esondazione del Parlamento nell'attività amministrativa, che riguardano alcune debolezze in termini di funzione di indirizzo e di controllo dell'esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione, che riguardano un giudice amministrativo che in virtù di una serie di ragioni che non anticipo, ma che magari ci dirà il professore, effettua un controllo particolarmente penetrante sull'attività amministrativa e sappiamo storicamente quanto abbia pesato nel rapporto giurisdizione-amministrazione la necessità di preservare il principio di separazione dei poteri. E da ultimo, questo libro mi è piaciuto perché non si limita a fare una analisi, diciamo così, meramente diagnostica, ma è un'analisi propositiva. E questa analisi propositiva, secondo me, è particolarmente utile per le sfide che ci attendono e in particolare per le sfide di riforma a cui la pubblica amministrazione deve essere sottoposta. Sfide di riforma che, come il professor Cassese sottolinea, e leggo testualmente dal suo testo, sono azioni riformatrici che devono essere quotidiane e continue, quindi devono aggredire l'oggi con immediatezza, ma che devono anche caratterizzare una politica di lungo termine. Perché la riforma amministrativa è da considerare alla stregua della politica estera e della difesa qualcosa che scavalca i governi. E questo è un altro dato significativo. Le riforme della pubblica amministrazione non possono e non devono avere il corto respiro di una legislatura, se si vuole che producano effetti stabili. E mi pare che questo tipo di messaggio, tra l'altro, lo ritroviamo anche nell'importanza che alla riforma della pubblica amministrazione assegna il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sappiamo infatti che la riforma dell'amministrazione, accanto alla riforma della giustizia, è una delle riforme orizzontali, trasversali del piano, è uno dei suoi pilastri portanti, proprio perché è una riforma volta a realizzare, diciamo, una riorganizzazione strutturale dell'ordinamento che interseca per forza di cose tutte le missioni del piano. Ultima annotazione proprio su questo, perché è particolarmente importante oggi che chi opera nella pubblica amministrazione legga e metabolizzi, ovviamente per quanto riguarda la propria quota parte, ciò che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci indica. Perché ormai la nostra pubblica amministrazione, lo sappiamo da tempo, vive in una dimensione multilivello, che è quella che caratterizza anche la vita dello Stato nel suo complesso. E allora, tenendo presente questo, non dobbiamo dimenticare come la Commissione europea più volte abbia sottolineato che la debole capacità amministrativa del settore pubblico italiano è stata causa di varie disfunzioni, che hanno minato non solo la qualità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, ma ha minato anche gli investimenti pubblici, ha minato anche l'intraprendenza dei privati e lo sviluppo imprenditoriale. Quindi l'attenzione alle riforme con la cassetta degli attrezzi che troviamo in questo libro del professor Cassese è quanto mai da tenere alta in questo momento, se si vuole che la pubblica amministrazione svolga quella
essenziale funzione servente i diritti del cittadino e più in generale lo sviluppo del sistema economico. Qui io mi fermo perché non voglio di certo sottrarre tempo al nostro illustre ospite, al quale cedo subito la parola e che ringrazio nuovamente per la sua disponibilità. Grazie infinite, grazie per questa presentazione. Se mi sentite bene, io mi propongo di articolare le mie riflessioni intorno a 3 punti. Nel primo introduttivo vorrei segnalare alcuni indicatori che richiamano l'attenzione di tutti noi sul funzionamento della nostra amministrazione. Nel secondo e più ampio vorrei indicare le cause interne ed esterne, o meglio nell'ordine esterne e poi interne, del malfunzionamento delle amministrazioni, e nel terzo indicare alcuni dei rimedi che si potrebbero adottare per superare queste cause di malfunzionamento. Comincio con il primo punto, che sarà breve, ma che richiamerà l'attenzione su un fatto generale che non riguarda solo l'Italia. Se noi apriamo i giornali di questi giorni, vediamo che il più grande interrogativo che si pone nel nostro paese è quello della realizzazione degli obiettivi, dell'attuazione degli obiettivi che sono indicati dal piano di ripresa e di resilienza. È stato relativamente agevole adottare norme, regolamenti, anche assumere persone, ma quando si passa da questo alla realizzazione degli investimenti necessari per attuare il piano di ripresa e di resilienza, sorge il problema che le risorse ci sono, ma manca quella che viene chiamata capacità amministrativa. L'ho chiamata capacità amministrativa perché, come voi saprete, c'è un decreto legge che è il numero 44, che è stato adottato dal governo recentemente e che è in sede di conversione in legge al Senato in questo momento, che è proprio intitolato appunto capacità per migliorare la capacità amministrativa dello Stato. Lo stesso problema, se voi ci pensate bene, si sta ponendo per l'alluvione in Romagna. Il governo ha sollecitamente riconosciuto che si tratta di una zona che richiede interventi di emergenza, ha quindi applicato il codice della protezione civile del 2018, ha stanziato una prima tranche cospicua di finanziamenti e è sulla strada di nominare un commissario e tuttavia la domanda è nei tempi che sono necessari saranno realizzate le opere, per esempio le casse ad espansione ed altre opere che richiedono, che consentirebbero di far defluire quelle acque che in questo momento vediamo tutti i giorni in televisione, stagnanti in una larga parte della regione. Il terzo indicatore è segnalato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato, CNA, la quale ha da qualche anno deciso di preparare dei rapporti sulla pubblica amministrazione e che ha accertato, grazie ad un'indagine fatta in tutte le articolazioni provinciali, che in Italia per aprire un bar sono necessari 72 adempimenti con 26 enti con un costo di 15.000 euro. Questi adempimenti riguardano la cosiddetta SCIA, segnalazione certificata di inizio di attività, l'impatto acustico, la gestione dei rifiuti, la sicurezza,
le insegne, l'impianto elettrico, l'agibilità, l'antincendio, la conformità degli impianti, il rischio chimico, i rapporti di lavoro, l'etichettatura degli alimenti, l'edilizia e così via. E nonostante che vi sia uno sportello chiamato unico attività produttive, la sigla è nota a tutti, SUAP, questo è ben lungi dall'essere unico, quindi si chiama unico in maniera abusiva. E per altri interventi vi sono poi naturalmente anche altri interessi da tutelare, come quello dei beni culturali, della qualità delle acque di balneazione, dell'inquinamento atmosferico e così via. E questo è il motivo per il quale si può dire che oggi in Italia, oggi, ma mi riferisco a un oggi esteso agli ultimi 50 anni, la burocrazia sia una sorta di grande imputata su cui piovono continuamente delle critiche anche dai livelli più alti del governo. Pensate che diversi presidenti del Consiglio dei Ministri e diversi sindaci hanno adoperato espressioni pubblicamente del tipo uniti contro la burocrazia ci rema contro, la burocrazia va messa in quarantena, bisogna smantellare la burocrazia. Pensate, queste sono affermazioni fatte non dal pubblico degli utenti, ma da coloro che hanno il compito di guidare la burocrazia, perché quelle che vi ho letto sono frasi che sono state scritte o pronunciate o da sindaci delle più importanti città italiane oppure da presidenti del Consiglio dei Ministri. Dietro a tutto questo problema c'è però una realtà sulla quale vorrei intrattenervi brevemente, che fa da sfondo a tutta la questione del funzionamento delle pubbliche amministrazioni. E la realtà è la seguente e non riguarda soltanto l'Italia. L'Italia, come altri paesi, ha ormai una democrazia matura nel senso che è una democrazia che ha 3/4 di secolo e così è matura, possiamo dire, come la democrazia francese o un po' meno matura perché quella ha una durata più lunga. Ora, gli ordinamenti politici generali, cioè gli stati, che hanno avuto una democrazia per tempo così lungo, hanno dato, a causa dell'impianto democratico dei loro ordinamenti, hanno dato voce a moltissimi interessi collettivi. E quindi in un paese come l'Italia ci si è preoccupati della tutela dei beni culturali, ci si è preoccupati della tutela dell'atmosfera, ci si è preoccupati del ragionevole sviluppo urbano delle città, fino ad arrivare a determinare, che vi posso dire, l'ornato esteriore di edifici. E in tutto questo le democrazie hanno dato vita a interessi collettivi che, come dire, vogliamo tutti quanti salvaguardare, perché sono interessi che sono stati originati dalla società, dalla cultura, dalla tradizione di una società e che poi sono stati, come si suol dire nella tradizione giuridica più antica, canonizzati con leggi. Dietro a tutti questi interessi ci sono delle leggi che li tutelano e ci sono degli organi che sono stati preposti alla cura di questi interessi collettivi. Ora, tutto questo sta rendendo tutte le democrazie mature di un'altissima complessità, cioè sta rendendo difficile la vita a tutti coloro che debbono governare democrazie mature e che quindi debbono tener conto del fatto che per curare tutti questi interessi sono, come dire, è necessario seguire delle procedure diverse.
bisogna che sentire la voce degli esperti del settore e quindi sentire la voce del Ministero dei Beni Culturali, del Ministero dell'Industria, del Ministero dell'Ambiente, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a livello locale altrettanto, e quindi che ogni passo che lo Stato deve fare è un passo che presenta un'estrema complessità. Questo richiede un atteggiamento completamente diverso dal passato. Cioè, se nel passato si poteva dire semplifichiamo sopprimendo, eliminando, oggi bisogna dire cerchiamo di rendere agevole la cura di questi interessi senza che la cura di questi interessi in realtà impedisca lo svolgimento dell'attività e quindi che praticamente costituisca un premio per l'inerzia amministrativa. Questo è il grande problema che hanno oggi tutti gli ordinamenti moderni, i quali però hanno reagito in maniera diversa. Alcuni ordinamenti moderni hanno trovato delle forme razionali per poter tutelare contemporaneamente questi interessi che ovviamente sono tra di loro divergenti. Vi faccio un esempio romano che è noto a tutti i cultori della musica classica. Noi abbiamo per anni, ci siamo battuti per avere quello che oggi si chiama un parco della musica con grandi sale per sentire la musica classica, un po' come la Filarmonie di Parigi o la Filarmonie di Berlino. Però a un certo punto nel corso della costruzione affidata a Renzo Piano, cioè a un grande architetto italiano, nel corso della costruzione è stata scoperta un complesso di case romane. Questo ha creato un problema, perché la questione era che o si distruggevano le case romane oppure non si procedeva nella costruzione di questo grande complesso e si è dovuto trovare un giusto equilibrio tra i due interessi pubblici che riguardavano tutte e due la cultura, uno la diffusione della musica classica e l'altro riguardava la tutela del patrimonio artistico e di quello che una volta si chiamavano le cose d'arte, che oggi chiamiamo beni culturali o patrimonio culturale del paese. E questo ha richiesto naturalmente, data la lentezza della nostra amministrazione, ha richiesto molto tempo purtroppo. Ora, sullo sfondo c'è questo problema. Vediamo adesso, e così passo al mio secondo punto, quali sono le cause che producono un rallentamento nella cura di questi interessi collettivi in Italia da parte delle amministrazioni pubbliche, rallentamento che, come voi avete capito, non riguarda l'adozione di una legge, perché le leggi vengono fatte relativamente rapidamente, non riguardano l'azione del governo in quanto organo costituzionale, ma riguardano fondamentalmente la realizzazione di questi obiettivi. Il primo dei motivi, secondo me, è quello della continuità delle norme nel nostro paese e della loro sovrapposizione nel tempo. Vi faccio alcuni esempi. L'ordinamento ministeriale italiano, quello centrale, è sostanzialmente quello che introdusse Cavour nel Regno di Sardegna e di Piemonte. Quell'organo che oggi dà il via a tutte le decisioni pubbliche, cioè appone la cosiddetta bollinatura sui provvedimenti normativi e si chiama Ragioneria Generale dello Stato, è stata introdotta da Alberto De Stefani nel periodo iniziale del periodo fascista. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ancora oggi vigente, è quello adottato durante il periodo fascista con le modificazioni che sono state apportate dalla Corte Costituzionale un po' a pezzi e bocconi, perché la Corte Costituzionale non è un legislatore, ma è un legislatore interstiziale, diciamo, insomma, può operare su singole parti dell'ordinamento. Questo è il primo fattore. È un fattore che deriva
come dire, da un lato dalla vecchiaia dell'ordinamento e dal fatto che non è stato radicalmente modificato. Durante la Costituente furono fatte delle proposte molto più radicali di ordinamento dello Stato, e dall'altro dal fatto che si sono andate aggiungendo formule nuove senza modificare quelle precedenti. Secondo fattore. Il secondo fattore deriva in qualche modo dalla sfiducia nell'amministrazione, proprio perché l'amministrazione è in una condizione di crisi. Se voi avete occasione di parlare con qualche parlamentare o con qualche ministro, sentirete spesso che la loro ambizione fondamentale è quella di adottare delle leggi autoapplicative. Per adottare delle leggi che vengono chiamate nel gergo parlamentare autoapplicative, naturalmente bisogna fare qualcosa che è particolare, cioè evitare quanto più possibile la discrezionalità amministrativa e entrare quanto più possibile nei dettagli delle norme, in modo da prevedere minuziosamente tutto ciò che il legislatore, tutto ciò che l'amministrazione deve fare. Quindi in qualche modo assumere che l'amministrazione sia una sorta di automa che deve eseguire minutamente ciò che è diciamo prescritto dalle norme. Aggiungete che oggi, ma non solo da oggi, diciamo da circa 10 anni, con una particolare accentuazione negli ultimi 2 o 3 governi, c'è una moltiplicazione dei decreti legge, che ogni decreto legge, quando passa in Parlamento per la conversione in legge, viene raddoppiato almeno raddoppiato nella sua lunghezza, e calcolate che oggi mediamente, prendo come esempio soltanto l'ultimo governo, ma potrei ripetere la stessa cosa per quelli precedenti, abbiamo un decreto legge per settimana, e che quindi nel giro di 2 mesi, che sono i tempi di conversione, il decreto legge è destinato a raddoppiare nella sua lunghezza. E voi capite bene che a questo punto abbiamo che cosa? Un fenomeno che possiamo dire di esondazione legislativa, di cui ha già parlato la professoressa D'Orlando, ma in più di un'attività amministrativa, sostanzialmente amministrativa, che assume una forma legislativa. Tutto questo, fatto nell'intento di accelerare e di assicurare l'esecuzione, in realtà svolge una funzione impeditiva, perché costituisce tanti intralci all'azione amministrativa. Invece di lasciare all'amministrazione discrezionalità, cerca di limitarla, ma nel limitarla stabilisce passaggi, tempi dei passaggi, necessità di concerti e così via, e quindi finisce per frenare l'azione amministrativa. Il terzo fattore è costituito dalla debolezza, in un certo senso contraddittorio, come dirò tra un momento, dell'azione governativa di guida dell'amministrazione. Per fare questo in realtà basterebbe leggere uno dei tanti provvedimenti che il governo deve adottare, ogni governo deve adottare al momento dell'insediamento, quando cioè vengono definiti i criteri che sono stabiliti dalla legge del governo Amato del 1992 come indirizzi, e che poi debbono essere seguiti dai controlli, quando cioè si è stato distinto indirizzo e controllo affidato alla guida politica da gestione affidato invece all'amministrazione. Se uno li legge si rende conto che in realtà questi provvedimenti non contengono dei veri e propri indirizzi, mentre invece il governo sfrutta molto un elemento diverso per la guida, che è quel
complesso di norme che va sotto l'espressione spoil system, sistema delle spoglie, che in realtà non è un sistema ma è una pluralità di sistemi, e quindi sostanzialmente la guida governativa agisce invece che sull'attività sulle persone, detta in soldoni, in maniera molto semplificata. E questo è il terzo fattore. Il quarto fattore in qualche modo è l'esplicazione del primo, del secondo e del terzo, e cioè l'esistenza di un numero eccessivo di controlli, di un numero eccessivo di controllori e di un numero eccessivo di tipi di controllo, in modo particolare i controlli che vengono chiamati preventivi o i controlli che vengono chiamati concomitanti. Il numero dei controllori, basta che citi Corte dei Conti e ANAC, c'è sullo sfondo l'attività dei pubblici ministeri, cioè delle procure penali, e citerò anche quella che viene chiamata vigilanza collaborativa dell'ANAC. Ora, se voi andate a vedere come funziona il Government Accountability Office americano, cioè l'organo che diciamo latamente corrisponde alla nostra Corte dei Conti, voi vi rendete conto che non ha alcuna pretesa di fare dei controlli a tappeto, non ha nessuna pretesa di fare dei controlli preventivi, ignora completamente l'esistenza di controlli concomitanti, fa dei controlli a campione, ma quei controlli sono dei controlli che vanno a una profondità veramente straordinaria. A me è capitato, lavorando negli Stati Uniti, di vedere ad esempio i controlli che fa il GAO, che vi posso dire, su un'ambasciata, ma manda una serie di ispettori e va a controllare ogni singola decisione presa dall'ambasciatore, persino decisioni che riguardano gli edifici nei quali sono ospitati le ambasciate. Quindi un controllo che è fatto per campione ed è fatto seriamente, non un controllo come quelli italiani che, come voi sapete, sono definiti cartolari. Controllo cartolare, dice la parola, e in realtà non finisce per andare fino in fondo. A questo si aggiungono le procure penali. Ecco, io ho appreso stamattina che un qualche procuratore della Romagna ha aperto un fascicolo relativo agli eventi che si stanno svolgendo in Romagna. Ora, è mai possibile che delle procure si possano preoccupare di questo e possono, come dire, mettere sotto controllo un'intera società? Tra l'altro una regione che ha tradizioni di buona amministrazione, penso al libro di Robert Putnam sulle radici delle regioni, no? Che ha una tradizione di cooperazione alla base, di cooperazione collettiva, e che ha una tradizione di sviluppo ottimale dal punto di vista economico. Ecco, quell'iniziativa secondo me non risponde al criterio del senso della misura, del senso delle proporzioni. Quell'iniziativa che probabilmente si esaurirà in un nulla di fatto, però richiederà poi alle pubbliche amministrazioni che verranno messe sotto accusa, richiederà di raccogliere dei dati, di interloquire con le procure e susciterà timori. È quella che si chiama sciopero della firma e burocrazia difensiva. E questo è un fattore esterno diciamo, al funzionamento interno della pubblica amministrazione. L'ulteriore fattore che io considero in questo libro
è quello costituito dal fatto che la pubblica amministrazione per troppi anni, e purtroppo ancora adesso, è stata considerata una sorta di rimedio per le tensioni del mercato del lavoro. Noi abbiamo un'Italia che è sostanzialmente divisa in due, un terzo dell'Italia è meno sviluppato e 2/3 è più sviluppato. Questa parte di un terzo però sostanzialmente produce 2/3 del pubblico impiego italiano e quindi c'è un squilibrio in quello che gli studiosi di scienza dell'amministrazione americana chiamano la rappresentatività dell'amministrazione, che non è la rappresentatività politica, no? Ma è il modo in cui la popolazione si riflette all'interno dell'amministrazione. Quindi come la distribuzione sul territorio delle persone si rispecchia nella distribuzione delle persone all'interno delle pubbliche amministrazioni. E la situazione ottimale è quella di un equilibrio tra la distribuzione della popolazione sul territorio e la distribuzione dei pubblici dipendenti all'interno della funzione pubblica. E il penultimo difetto, la penultima causa, è quello che riguarda la selezione del personale, perché si fanno pochi concorsi e molte stabilizzazioni, perché si fanno concorsi che non sono veri e propri concorsi. Pensate soltanto ai concorsi con posti riservati, oppure pensate ai concorsi con assunzioni di idonei. Qualche anno fa mi è capitato di leggere una sentenza del Consiglio di Stato che si riferiva a un'ipotesi nella quale erano stati messi a concorso 10 posti. Era stata da una commissione di concorso un po', come dire, di manica larga, erano stati dichiarati idonei più di 200 persone. Quella pubblica amministrazione ha assunto 210 persone. La domanda è: ma i 200 che superano i 10 erano dei vincitori del concorso o erano i perdenti del concorso? E a questo si è aggiunto il meccanismo dello spoil system. E poi si è aggiunto un altro problema, che è un problema gravissimo, che è stato messo in luce dalla Corte dei Conti nei giorni scorsi, proprio in relazione al PNRR, e cioè il problema del personale tecnico. Io in una mia piccola inchiesta personale, 1 anno e mezzo fa, ho accertato che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove voi potreste pensare che 2/3 dei dipendenti sia fatto da ingegneri, da tecnici, geometri e così via, e 1/3 da amministrativi, la distribuzione del personale è esattamente il contrario, cioè ci sono 2/3 di amministrativi e 1/3 di tecnici. Ora, voi capite bene che, diciamo, c'è bisogno di un tecnico anche per fare un bando di concorso, cioè anche per seguire l'esecuzione di una gara, va bene? E questo, c'è la necessità di tecnici nell'amministrazione e questo non si riesce a fare perché per varie questioni che sono ovvie, che cioè i livelli retributivi rispetto al mercato del lavoro. L'ultimo punto è quello che riguarda i processi di decisione. Ecco, forse voi sapete appunto che i processi di decisione possono essere organizzati in forma collettiva, vedi conferenze di servizi, oppure possono essere configurati in forma di processi di decisione parallela, oppure possono essere organizzati in forma sequenziale. È chiaro che se ci sono da sentire 10 amministrazioni per prendere una decisione, per costruire una strada, e se le decisioni di queste amministrazioni vengono costruite in sequenza, nel gergo tecnico si chiamano a baionetta, perché la baionetta si innesta sul fucile e quindi allunga lo strumento, no? Se vengono organizzate a baionetta, e cioè in sequenza, ovviamente il tempo sarà molto più lungo, mentre se vengono organizzate in parallelo,
il tempo sarà semplicemente il tempo della procedura più lunga rispetto a tutte le procedure da sentire. E questo, diciamo, è la causa di questo, è in parte anche la cultura amministrativa, che è una cultura prevalentemente giuridica. Vi parla un giurista, però non c'è dubbio che abbiamo bisogno di una intersezione con altre procedure, ragion per cui appunto un noto economista, Carlo Cottarelli, qualche tempo fa ha adoperato un'espressione che vi voglio ricordare: non possiamo morire di diritto amministrativo, che è un brutto voto, diciamo, agli cultori di diritto amministrativo, perché vuol dire che il diritto amministrativo è forse riuscito a tutelare i cittadini in sede giudiziaria, ma non è riuscito ad assicurare dei servizi pubblici in tempo sollecito. Parlerò molto brevemente dei rimedi, perché penso che poi questa parte possa essere oggetto di qualche domanda e di qualche riflessione, come dire, in dialogo tra di noi. Quali sono i rimedi? Il primo rimedio fondamentale è che non si riforma l'amministrazione guardando l'amministrazione dalla parte dei dipendenti, ma si riforma l'amministrazione guardando l'amministrazione dalla parte degli utenti. Credo nel libro di aver citato la frase di Filippo Turati, grande leader socialista degli inizi del secolo scorso, che diceva: le ferrovie non sono lì per dar lavoro ai ferrovieri, ma per trasportare la gente. Quindi la prima cosa è fondamentale, che i ministri della pubblica amministrazione non si debbono sentire ministri del pubblico impiego, avvocati e difensori dei dipendenti, debbono mettersi dalla parte degli utenti, naturalmente tenendo poi conto anche dei bisogni interni dell'amministrazione. Ma la cosa fondamentale è vedere sentire, per tradurre un'espressione americana, prendere la temperatura del consumatore tutti i giorni. E questa è l'espressione americana che viene usata quando si parla di una impresa che deve fornire servizi al mercato. Il secondo problema è consolidare la durata e la coesione dei governi, perché non c'è dubbio che sono i governi che danno il là alle pubbliche amministrazioni, e mi riferisco ai governi centrali, ma lo stesso si potrebbe ripetere, e grazie a Dio c'è tutta la disciplina della fine del secolo scorso che ha risolto in parte questo problema a livello locale. Non c'è dubbio che durata e coesione siano elementi fondamentali, perché se si continua ad andare avanti con 68 governi in 75 anni non ci si può contare su una amministrazione funzionante. Il terzo problema è di immettere cultura organizzativa nell'amministrazione. Nella nostra amministrazione non c'è mai stato un Frederick Taylor, e voi sapete che Frederick Taylor è stato il fondatore del management scientifico, cioè della gestione scientifica dell'attività produttiva. E sia Taylor, ma specialmente in Francia Fayol, e poi moltissime scuole organizzative hanno individuato rimedi organizzativi per un'amministrazione più efficiente. Il quarto obiettivo, o forse il quinto perché ho perduto il numero, è, secondo me, il quarto rimedio o quinto rimedio è quello di riaffermare il principio del merito nella pubblica amministrazione. Voi sapete che in principio nella nostra Costituzione è scritto che si accede alle pubbliche amministrazioni mediante concorso, e il concorso è il modo per assicurare il principio del merito. Purtroppo vengono svolti male i concorsi, ma è il principio del concorso che è importante. Purtroppo si sono affacciate spesso, non solo in Italia, delle critiche alla cosiddetta meritocrazia, mentre la meritocrazia è essenziale perché è solo dalla quella che gli americani chiamano competitive examination che
si possono selezionare le persone migliori. Cioè, quando io vedo un concorso nel quale ci sono 10 posti e 10 concorrenti, io dico che quello non è un concorso, perché il concorso comporta una competizione. Il rimedio successivo starebbe in quello che gli inglesi chiamano fast stream. Fast stream in tutti gli ordinamenti moderni, ma la stessa cosa possiamo dire per quella che si chiamava ENA e che adesso si chiama in un altro modo, Institut National du Service Public in Francia. Cioè l'idea che l'amministrazione continui a svilupparsi e che la carriera si sviluppi nel maggior parte dei casi sulla base della seniority, cioè sulla base della durata della carica e quindi del personale amministrativo, ma che poi ci sia per un 10%, ma basterebbe un 5% di posti al vertice, la possibilità di persone brave, capaci e giovani che accedano direttamente al vertice. Questo mix al vertice dell'amministrazione, una parte per anzianità e un'altra per merito sulla base di un esame comparativo fatto in maniera indipendente, è assolutamente fondamentale. Il penultimo rimedio, secondo me, è quello di avere quello che gli americani chiamano checklist e standard. Cioè, noi abbiamo troppo poco nelle amministrazioni pubbliche degli strumenti che in tutte le amministrazioni del mondo esistono, che sono la lista degli adempimenti, semplicemente. Persino se voi parlate con un centralinista di un servizio pubblico o privato, americano o inglese, vi spiegherà che è stato addestrato nei primi 6 mesi a imparare a memoria tutte le cose che vanno fatte, il centralinista, va bene, tutte le cose che vanno fatte quando qualcuno interloquisce con qualcuno. Parlate con un centralinista italiano, anche di un servizio privato, purtroppo, o non vi risponde, o vi risponde a caso, o non sa che cosa rispondere, oppure molto gentilmente stabilisce un bel dialogo con voi, no? E facendo una bella, come dire, un colloquio da caffè, ecco. Allora, e invece parlate con un centralista americano, dice pochissime parole, ma quelle pochissime parole si vede che rispondono esattamente ad una lista delle domande. Naturalmente c'è anche un inconveniente di questo, e cioè che se la domanda è inconsueta, quel centralista non saprà rispondere, ma quel centralista, se quella domanda è inconsueta, saprà a chi riferire la domanda in modo che sappia rispondere, va bene? Ma questo è una cosa, è un adempimento semplicissimo, non ci vuole molto e questo si può applicare in qualunque cosa, nella procedura di nomina di un dipendente, nelle procedure di carriera, di avanzamento di carriera dei dipendenti, nella determinazione di opere pubbliche e così via. E poi l'ultima cosa, noi siamo bravissimi nel non pubblicizzare le best practices. Noi in Italia abbiamo degli uffici che sono splendidamente gestiti, abbiamo molte best practices, cioè begli esempi, diciamo esemplari modalità di amministrazione, ma siamo bravissimi nel tenerli nascosti. Mentre la cosa fondamentale, se voi andate in un negozio che cosa fa? Mette in vetrina le cose migliori, no? Ecco, noi non siamo capaci di organizzare la vetrina delle cose migliori. Ce l'abbiamo nell'amministrazione. Non è che non esistono nell'amministrazione la vetrina delle best practices, però non sappiamo diffonderle. Bene? E questo ve ne potrei fare qualche piccolo elenco nell'amministrazione e persino nella giustizia, che è uno dei punti più carenti, ma non vi dovevo parlare di questo.
e ce le teniamo nascoste, mentre invece bisognerebbe renderle pubbliche e farle seguire da altri e chiedere agli altri: ma perché non seguite l'esempio di quelli bravi che sanno gestire bene? Bene, a me non resta che ringraziare il professor Cassese per questa parte del pomeriggio trascorsa con noi. La sua analisi, devo dire, è sempre molto lucida, molto propositiva e, cosa più importante, almeno per me, molto incoraggiante per il futuro. E questo credo che infonda quel giusto entusiasmo che serve per affrontare anche le riforme più difficili. Quindi grazie ancora. Buona serata a tutti allora. Arrivederci. Buon lavoro.